Buongiorno a tutti amici dei signori di Napoli. Oggi in questo video parliamo degli ultimi aggiornamenti di formazione. Attenzione perché c'è un problemino. Vedremo quindi come Conte deciderà di ovviare a questo problemino e poi parliamo di mercato. Ho notizie di Ramani, del futuro di Mann che entra nel mirino della Roma a seguito delle dimissioni di Claudio Ranieri. Fondamentalmente è scoppiato il pandemonio in casa Roma e avrebbero messo il Friedkin nel mirino il nostro direttore sportivo. Poi parliamo di mercato perché De Laurentiis ha preparato un budget importante, ma attenzione perché Conte potrebbe giocarci uno scherzetto. Rimanete fino alla fine quindi per non perdervi tutti gli ultimi aggiornamenti sul nostro Napoli. Prima di continuare però vi ricordo di iscrivervi ai signori di Napoli, di attivare la campanella delle notifiche e di lasciare un bel like a questo video. Allora amici, partiamo un attimo dalle ultime sulla formazione perché Højlund può saltare Napoli-Cremonese. Il Napoli affronterà la Cremonese nella gara valevole per la 34esima giornata del campionato italiano di Serie A. Non arrivano buone notizie purtroppo per Antonio Conte per quello che concerne l'infermeria. Il tecnico rischia, amici, di perdere Rasmus Højlund per la gara del Maradona. Cambia spartito il tecnico partenopeo Antonio Conte, torna a quella formazione di emergenza che con tante assenze gli aveva dato però maggiori garanzie. L'infermeria non è una stanza vuota in casa Napoli, come sapete. Ore di ansia, infatti, in questo momento per Højlund, che non sta benissimo. La rifinitura di stamattina, come riporta l'edizione odierna della Rosea, sarà decisiva. Giovane, nel frattempo, è stato allertato. I fantastici 4 del centrocampo, Anghissa, De Bruyne, McTominay e Lobotka, si dividono. Toccherà ad Anghissa partire dalla panchina, come vi dicevamo, no, nel video di ieri. Probabilmente anche De Bruyne non sarà inizialmente della partita dopo la deludentissima prestazione contro la Lazio. Al suo posto potrebbe toccare a Elmas, calciatore sempre molto prezioso e stimato da Antonio Conte. Il brasiliano Elgison Santos si candida da titolare, quindi non sarà lo spaccapartite a gara in corsa, ma partirà insomma dal primo minuto. Quindi vediamo cosa succederà, però attenzione amici perché Højlund rischia di saltare il match. Parliamo adesso di mercato perché vi comunico che Ramani, ex calciatore del Verona, sarà premiato con un sostanzioso aumento dell'ingaggio. Pronto il rinnovo fino al 2029. Amir Ramani è da anni ormai il miglior difensore del Napoli, no? Per rendimento. L'assenza dell'ex Verona per infortunio si è fatta sentire oltremodo, togliendo certezza alla retroguardia di Antonio Conte, ma il kosovaro è ormai pronto e sarà in campo contro la Cremonese. Amir Ramani, come sottolinea la Repubblica, è fondamentale per il presente, ma lo sarà appunto anche per il futuro, considerando un rinnovo del contratto praticamente definito fino al 2029, sintomo chiaro di una leadership accettata da tutti. Ma adesso bisogna concentrarsi soltanto sulla Cremonese e la necessità di blindare la difesa è un'urgenza per non correre rischi inutili contro la squadra allenata da Giampaolo a caccia di punti preziosi per la propria salvezza. Amir Ramani, pur di restare a Napoli, amici, ha rifiutato diverse offerte, è bene ribadirlo. Il calciatore percepirà nel capoluogo campano un ingaggio di circa 3,8 milioni di euro a stagione fino al 2029. Il kosovaro, con ogni probabilità, terminerà la sua carriera nel capoluogo campano e sarà il difensore più pagato della rosa. C'è l'accordo tra le parti per il rinnovo, si attende solo l'annuncio ufficiale da parte della società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis. Potrebbe arrivare a fine campionato, però veramente signori è quasi insomma è cosa fatta praticamente. Paolo Del Genio, giornalista ai microfoni di Canale 8, ha analizzato i dubbi sulla permanenza di Antonio Conte a Napoli. Il tecnico salentino, vi ricordo che ha un contratto fino al 30 giugno 27, ma alcuni media, se avete avuto modo di vedere, no, insistono in questi giorni sulla possibilità di rivederlo alla guida della nazionale italiana. Questa è l'analisi di Del Genio, aperte virgolette. Conte resta o va via? Lo decide Conte, non credo nonostante sia molto combattuto, che De Laurentiis si prenda la briga
di cacciarlo, visto che i risultati sono tutti dalla parte di Antonio Conte. Non credo che lo implorerà allo stesso tempo per restare se il mister dovesse avere qualche dubbio, ma non lo caccerà. Dunque dobbiamo aspettare la risposta di Conte e per questo la mia risposta alla domanda Conte resta o va via è non lo so. Dipenderà da quello che gli dirà il presidente. Poi c'è anche la sirena della nazionale. Nel frattempo, però, amici, sempre in tema di Antonio Conte, vi comunico che De Laurentiis avrebbe pronti per il prossimo mercato estivo circa 100 milioni di euro, insomma, per Conte, non direttamente per Conte, ovviamente, per rinforzare la rosa del Napoli in vista della prossima stagione. I rumors, come abbiamo appena visto, no, sul futuro di Antonio Conte sono all'ordine del giorno. De Laurentiis avrebbe circa in mente di preparare 100 milioni per andare incontro alle esigenze comunque di Antonio Conte, che vuole giocatori pronti, ma anche giocatori giovani, come è giusto che sia secondo me, però che siano quantomeno pronti o comunque che abbiano maturato nell'ultima stagione un minutaggio importante, non che siano giovani completamente da lanciare, ma almeno che abbiano un po' di esperienza. Vedremo quindi cosa deciderà di fare Antonio Conte in questo meeting che ci sarà nei prossimi giorni con Aurelio De Laurentiis. Secondo le nostre fonti si dovrebbe decidere tutto entro metà maggio oppure massimo alla fine del mese di maggio, però secondo me arrivare, ecco, a fine maggio sarebbe troppo tardi, però vedremo cosa succederà. Ecco, di sicuro ormai ci siamo. Conte dovrà decidere se rimanere sulla panchina del Napoli oppure andare via. Piccolo commento personale, mia opinione personale, lo ribadisco, arrivare ogni volta, ogni fine stagione con questo mal di pancia è un po' deleterio per il nostro Napoli, cioè secondo me Conte si dovrebbe mettere un po' l'anima in pace e accettare un progetto sportivo in maniera serena, portarlo avanti insomma dall'inizio alla fine senza ogni anno andare insomma a lamentarsi, però come la storia sportiva di Antonio Conte ci insegna questo fondamentalmente, è un allenatore che ogni anno insomma ha il mal di pancia. Vedremo ecco cosa succederà. Nel frattempo vi lo chiedo a voi nei commenti, Conte dovrebbe rimanere sulla panchina del Napoli oppure no? Ditemi la vostra. Ultimo aggiornamento riguarda sempre la nostra società, in particolar modo il nostro direttore sportivo Manna, che secondo gli ultimi rumors sarebbe finito nel mirino della Roma di Friedkin. Perché? Perché Claudio Ranieri ha dato le dimissioni clamorosamente dopo aver incassato la fiducia di Friedkin e a questo punto i Friedkin vorrebbero cambiare un po' tutto, darebbero pieni poteri a Gasperini per quanto riguarda appunto il mercato e gli vorrebbero dare un nuovo direttore sportivo e il profilo indicato da Gasperini sarebbe quello proprio di Giovanni Manna sotto contratto con il Napoli. Da quello che ci risulta, il nostro direttore si trova benissimo e allo stesso tempo Aurelio De Laurentiis non sembrerebbe così felice di far partire il proprio direttore sportivo, soprattutto a fine aprile, insomma, sul finale della stagione, quando già stiamo iniziando ad intavolare le prime trattative di mercato. Detto questo, chiudo il video con questo aggiornamento su Manna. Voglio sentire, mi raccomando, le vostre opinioni nei commenti, scrivetevi così ne parliamo insieme. Grazie per essere stati con noi.